Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, esprime soddisfazione per la nomina di Raffaele Sanso alla vicepresidenza dell'Equa Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento. Sanso, già commissario straordinario dell'ex provincia regionale, era stato designato quale componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio Universitario, con le funzioni di vicepresidente dal sindaco di Agrigento Miccichè. Oggi la ratifica della nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Pendolino nella duplice veste di sindaco di Aragona e presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Con la riconferma di Giovanni Perino alla presidenza e la nomina di Raffaele Sanso alla vicepresidenza, afferma il presidente Pendolino, si ricompone così il CDA dell'Equa. Sono certo che la nuova governance saprà portare avanti con forza e determinazione le istanze del territorio. In qualità di presidente del Libero Consorzio di Agrigento, ho manifestato la disponibilità dell'ente a rientrare all'interno dell'Equa per contribuire sia economicamente che professionalmente alla crescita dell'Università Agrigentina. Il Libero Consorzio Comunale ha infatti la possibilità di poter intervenire con professionalità idonee per sostenere un vero cambio di rotta. Sono altresì soddisfatto perché i nostri ragazzi potranno avere la certezza di potersi iscrivere ai corsi di laurea che offre il nostro polo universitario, evitando così costosi trasferimenti fuori sede, disagi alle famiglie. Questo significa garantire un vero e proprio diritto allo studio. Mi auguro, afferma Pendolino, che anche l'ASP di Agrigento possa fare la nostra stessa scelta in considerazione del fatto che ad Agrigento è attivo un corso di laurea in scienze infermeristiche. Anticipo che già c'è stato un primo contatto e si è percepita una certa disponibilità da parte dell'azienda sanitaria.